Sì, questo è un emporio sociale, un supermercato di tipo sociale che nasce da alcune associazioni che hanno pensato come rispondere a questa crisi economica, e qui sono andati a vedere l'emporio che è a Parma rispetto al funzionamento, poi come Modena, coinvolgendo l'ente locale che ha messo a disposizione 6 locali, ma anche che sta selezionando le famiglie che poi potranno accedere a questi prodotti. Ecco, abbiamo deciso di dare un taglio un po' diverso, nel senso che per rispondere alla povertà estrema, ecco, c'è comunque la rete delle parrocchie e delle associazioni. Qui risponde a delle famiglie che hanno avuto un calo di reddito determinato da un disagio occupazionale, per cui per un periodo di 6 mesi le famiglie che rientrano nei requisiti definiti congiuntamente ma valutati dai servizi sociali potranno venire qui ad acquisire dei prodotti in base a dei punteggi. Quali sono le modalità di accesso a questo supermercato? Le modalità di accesso avvengono attraverso i servizi sociali. Abbiamo le associazioni proponenti, che sono 23, hanno concordato dei criteri che riguardano il reddito familiare, l'ISEE, il fatto di essere in affitto, di avere una sola casa di proprietà che è quella in cui si vive, avere altri requisiti. Se la famiglia possiede tutti questi requisiti può venire a fare la spesa qui. I servizi sociali ci comunicano il nominativo della persona e il suo codice fiscale e quello di tutta la famiglia. All'arrivo qui della persona il solo codice fiscale dà diritto ad avere, è come fosse un bancomat per noi il codice fiscale, cioè viene usato per pagare. Quindi la persona che ha bisogno di assistenza dentro il codice fiscale è già registrata? Noi all'arrivo lo salutiamo, lo accogliamo, registriamo anche l'immagine perché ci interessa verificare la corrispondenza tra il nome e la persona, visto che ci sono molti volontari, quindi le persone possono cambiare, e semplicemente registrato il codice fiscale, registrata l'immagine della persona, può fare la spesa tranquillamente per 6 mesi. Com'è nata l'idea di questo? L'ispirazione viene dall'Emporio di Parma, che è una realtà che assomiglia molto a questa da cui ci siamo ispirati, che è stata realizzata ormai 2 anni fa qui vicino, sono a Parma, e ce ne sono altre esperienze in Italia. Noi abbiamo cercato di tradurla sul territorio modenese, quindi abbiamo cercato di vedere qual è la soluzione migliore. Abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse agire in rete con i servizi sociali, quindi lasciare che fossero loro a gestire l'accesso e noi a gestire il funzionamento.